Problemi qua. Siamo sul Costa Concordia, subito prima del naufragio. Beh, adesso a parte gli scherzi, bella partita, utile per l'Alleghe, ottimo risultato e buona anche per come è stata giocata. Secondo me queste sono le partite che servono per arrivare in ottima forma ai playoff. Un Asiago che non è quello della settimana scorsa si è presentato a De Toni in maniera molto più prudente a livello tattico e un po' più alta a livello fisico. Un primo tempo molto equilibrato con un'invenzione di Ogebon che ha portato in vantaggio l'Alleghe meritatamente, ma comunque tirata fino alla fine. Il pubblico purtroppo non era quello delle grandi occasioni e mi dispiace perché la partita è stata veramente bella. Tornare a superare l'Asiago, tornare al quinto posto era importante dopo la batosta, la scopola presa in Piemonte. Sicuramente il 10-3 del preso in Valpellice non era un risultato compatibile con la forza dell'Alleghe di quest'anno. Può capitare in una partita dove le cose vanno male, il portiere non è magari in gran serata. Stasera Dennis ha fatto benissimo tutta la partita, non ha avuto tentennamenti, non ha avuto errori. E l'Alleghe, tutta la squadra, secondo me, ha giocato un'ottima partita, giocando bene, con molta volontà e con molta applicazione tattica. Non abbiamo visto il solito Adam Meric a altissimi livelli contro l'Asiago, ha giocato una partita normale, né male né bene. E un punto in più rispetto a tutti gli altri per l'applicazione che ha dimostrato Vesato stasera con una serie di interventi. L'ultimo tuffandosi all'ultimo secondo per prendere addosso un disco tirato alla blu in superiorità perché aveva tolto il portiere e dimostra a cuore, e questo è importante, si sacrifica per la squadra, cose di cui non era per cui non era sicuramente famoso gli anni scorsi. È un Vesato diverso, un Vesato che ci mette l'esperienza. Stagione da incominciare negli ultimi 5 anni sicuramente la migliore. Veramente, è uno che si sacrifica, gioca per la squadra, è un giocatore maturo che veramente vale la pena di supportare. Gli anni scorsi qualche volta valeva la pena di sopportare. Difficile da sopportare. No. Condro, questa settimana eri un po' deluso. No, questa settimana ero incazzato. No, incazzato proprio, no, un po' deluso. Incazzato nero? Stava a fare tanti giri, ero proprio incazzato nero perché non è possibile. Ma come quasi tutti quanti. Tutti, diciamo tutti proprio. No, vabbè, dai, bene stasera. Così speriamo bene per Averine, però non so, chiacchiere non dicono bene, quindi col mercato chiuso sarà un grosso problema questo. E bene la difesa stasera, bravi, perché in 4 sono andati a fare bene Francesco De Biasio stasera, che ogni tanto insomma tira fuori qualche bella partita. Angelo mi ha abbandonato, però insomma faccio la guardia tu. Grazie, beh insomma in buone mani, mi fido. No, settimana da incazzato perché prendere 10 fa sempre fastidio, e a noi che facciamo tanta strada, a chi ne fa un po' meno, penso che faccia fastidio a chi tiene a sta squadra, insomma, perché non è una squadra che deve prendere 10 gol, anzi è una squadra che dovrebbe farne 10 alla volta. Tutto qua, insomma. Speriamo che vada bene, dai, che si continui come stasera perlomeno. Ora c'è la pausa, speriamo che la prossima... No, ma non giocano in fascia. È vero, dopo la pausa speriamo che la prossima in casa ci sia un pubblico migliore di questa sera. Speriamo, però, ripeto, tu ti provi insomma a portare la gente allo stadio con grande impegno. Se però i risultati sono quelli di giovedì con Valpellice, è normale che la gente stia a casa, soprattutto anche con sto freddo così, la gente dice vabbè, vado a inzazzarmi per magari vedere una squadra che ne prende 10, no, non esiste. Chiaro. Grazie Pondro. Ciao, grazie. Ciao. Ciao.